Più o meno 20 secondi all'inizio di questa settima corsa, il premio Nike EK, moneta da 4.620 euro, riservata a corsa agli europei di 4 anni, non vincitori di 5.000 euro nella carriera. Partenza con l'autostart, 2 giri di pista, 1660 metri. Andiamo a vedere il campo partenti dopo il ritiro del numero 3 Greta Mo. In prima fila ecco la macchina che ha chiamato i concorrenti, tutti nella direzione di corsa. Con il numero 1 Gregory Vez con Luca Farolfi, col 2 Ginger Spritz Andrea Farolfi, con il numero 4 Gloria US con Vincenzo Luongo, 5 Ginger Bar con Tommaso Gambino, a chiudere la prima fila 6 Gaber Trio con Giuseppe De Filippis. Seconda fila per Giotto Stelle Sandro Miraglia, con l'8 Gamelar Jet Maurizio Cheli, col 9 Galaxy Stav Paolo Pietro Paoli, col 10 Gresar del Vento Alberto Garruto, con l'11 Giorgia Bourbon Fabio Scatolini. La macchina sta completando la curva e si sta immettendo nella tribuna, nella retta della tribuna per lanciare i concorrenti. L'allineamento perde già un concorrente che è il numero 9, è Gamelar Jet, ma parte la corsa. Prende la testa Ginger Spritz, il cavallo più appoggiato numero 4 Gloria e precede Gregory Vez. Arriva subito a destra Gaber Trio, Staff mentre invece in terza posizione alla corda si è inserito il cavallo di Tommaso Gambino, credo Ginger Bar, quindi i primi 200 metri in 14,9, insomma ce la siamo presa relativamente comoda. Comunque Ginger Spritz è dove doveva essere, cioè alla prima posizione arriviamo ai 400 metri in 37, andiamo da 1,16,7 e Ginger Spritz ovviamente si prende tutte le comodità del caso, mentre Gaber Trio ovviamente cerca lentamente di arrivare alla pariglia con il leader della corsa che arriva in questo momento ai 600 metri in 46,9. Sempre Andrea Farolfi che gradua l'andatura, segue il numero 1 di Gregory Vez con Luca Farolfi e poi abbiamo la colonna esterna guidata sempre da Gaber Trio, 1, 2 e 1 per fare gli 800 metri. Dietro a Gaber Trio ci sono altri due cavalli che seguono appunto la linea esterna di corsa e arriviamo al chilometro. Al chilometro ci arriva Andrea Farolfi, sempre moderando l'andatura, 15,5 per la curva, 1,17,6 e la situazione rimane anche a livello di andatura più o meno stabile quando Farolfi, ovviamente avvicinandosi ai 400 metri finali, comanda, scuffia il suo cavallo e Ginger Spritz risponde prontamente. Se ne va Ginger Spritz, mette in difficoltà Gaber Trio, prova a seguirlo qualcuno, ma ovviamente il ritmo imposto sta diventando infernale, numero quindi se ne va 11, Ginger Spritz, Giorgia comunque Bourbon, solido nelle mani di Andrea Farolfi, 14,7 per la curva, per isolarsi in retta d'arrivo. Ginger Spritz deve fare passare i metri per arrivare al palo, lo segue Gregory Vez per la terza posizione, sembra prevalere Ginger Bar, così è, quindi vince Ginger Spritz, 1,15,6 per terminare il suo lavoro, 2,55 il totale per lui, quindi vince Ginger Spritz, figlio di Igor, questa femmina figlia di Igor Font e Nebraska Jet, per l'allenamento di Andrea Sarzetto, quindi primo il numero 2 in termini numerici, secondo è il numero 1 di Gregory Vez, terzo è il numero 5 di Ginger Bar.